Ed eccoci alla prima associazione e con grandissimo piacere vi presento la partecipazione alle manifatture dell'associazione Cuore di Magna. Per la prima volta Daniela, le ambasciatrici di questa associazione, Annalisa Zella e Carlo Rossetti. Adesso passo la parola a Chiara che vi illustrerà le finalità di questa associazione. Grazie Lea, io sono Chiara Rossetti e sono ambasciatrice di Cuore di Magna per Biella. Cuore di Magna è un'associazione di volontariato che nata nel 2008 per opera di Anna Negre, che è la presidente, e con un piccolo errore dalla Madonna delle scarpine per il figlio di una amica e ha sbagliato le misure. E questa misura, queste scarpine così piccole, mi ha fatto venire in mente che avrebbe potuto creare un'associazione per donare dei piccoli complimenti agli bambini nati di terapia intensiva di storia. Ariella è stata proiettata a fare il costante, che abbiamo fatto per adesso solo una donazione in ospedale, però stiamo creando un gruppo di foreste, sono diverse donne che lavorano a Maglia e creano i compiti che ancora sul tavolo sono Satana, l'analista una delle caratteristiche che voglio dare è quella delle circolari, che si sveglia non creare delle cucine che possono il concetto di guardare è un concetto di vera, cioè di attenzione, che va oltre quello che è la mia classe dell'ospedale, ma l'attenzione che sta anche alla mamma e alla bambina. Quindi non ci sono tre stagioni che ci sono state ordinate dalla generazione che lasciano la parola per parlare di l'età ospedale, insomma, di raccontare la parola cosa è Per ringraziare Chiara e tutte le foreste per l'attenzione a noi, alla nostra struttura, alla sanità aziendale. Sono la responsabile della metodologia, sono qui che accoglie gli anni al momento della nascita. In tantissimi casi abbiamo spesso giorni e torna a casa con la sua mamma. Però succede sempre 8% dei casi, quindi una sessantina di neonati ogni anno, che nascono prima delle terze, che comunque hanno bisogno di cure nelle prime periodi di vita. Questo è un momento molto difficile per la mamma, che deve interrompere quel fisiologico rapporto con il suo neonato. Un movimento di distacco, un movimento veramente impegnativo. E questi neonati hanno bisogno dell'assistenza, hanno bisogno di cure specialiste, hanno bisogno della cure, ma hanno bisogno anche di prendersi cura di qualcuno che si prenda cura di loro e della loro famiglia, per ricostituire quella situazione
rivelato alla mamma, per vedere un po' vicino, in modo che ha fatto molto fumo. E poi ha parlato con Tonino, l'educatrice, e fortunatamente il fumo della mamma. Proprio come se succede con i cuccioli. Carabine,